La società russa, l'opposizione alla guerra di Putin in Ucraina e il ruolo degli storici di Memorial. La pandemia non ha fermato la rinascita economica di Cipro, anche grazie agli interventi per garantire la piena occupazione. Kaunas, quest'anno una delle capitali europee della cultura, fonda la sua identità anche sulla pallacanestro. Le attiviste del gruppo 484 in Serbia da bambine erano profughe e ora aiutano gli immigrati sulla rotta balcanica. Il trasferimento e la prigionia di Silvio Pellico nella fortezza dello Spielberg a Brno, rievocati in un libro di Sergio Tazzer. Lo storico Sergei Bondarenko era in tribunale quando, pochi mesi fa, la Corte Suprema russa ordinava lo scioglimento della sua ONG, Memorial International, classificata come agente straniero. La più antica e nota organizzazione russa per la difesa dei diritti umani, registrata ufficialmente un mese dopo la morte del suo fondatore, il premio Nobel Andrei Sakharov, nel 1989, nata per tenere viva la memoria sui gulag e sulle vittime delle repressioni politiche sovietiche. Le procedure di liquidazione di Memorial non sono ancora ultimate, ma in Russia non ne rimane più nulla. Continua la sua attività sia online, dove il vasto archivio è consultabile, sia fisicamente, al di fuori della federazione, con le sue sezioni indipendenti, anche in Italia. Il nostro lavoro potrà essere fermato soltanto quando noi decideremo di fermarci. E noi non abbiamo intenzione di farlo per ora. Abbiamo incontrato Bondarenko, 37 anni, a Udine, dove ha partecipato a un incontro del Festival Vicino Lontano, organizzato in collaborazione con l'associazione Friuli Storia. È uno dei centinaia di migliaia di russi, ma c'è chi dice già 1 milione, a essersene andato dopo l'invasione dell'Ucraina. Si parla del più grande esodo dei tempi della rivoluzione nel 1917. Intellettuali, artisti, giornalisti, ma anche lavoratori del settore tecnologico. Che speranze ci sono in queste condizioni per una vera opposizione anti-Putin? La cosa importante è cercare di non richiedere a queste persone, soprattutto chi è rimasto dentro il paese, di protestare, andare per strada, scendere in piazza e fare una protesta attiva, perché in questo momento è davvero molto pericoloso. Però in Russia le forme di protesta hanno assunto i contorni più vari. Ci si può vestire in un particolare modo, si possono attaccare adesivi, si può discutere di questi temi in cerchie ristrette. La cosa importante è capire e mantenere la sensazione che non si è soli. La parte della popolazione che dissente, che protesta e non è d'accordo con quanto sta succedendo è maggioritaria. E quindi il dissenso si deve poggiare su questa consapevolezza. E questa è la cosa più importante. Per Bondarenko le stesse radici del putinismo vanno rintracciate in quella che è stata definita la grande guerra patriottica, come è chiamato il secondo conflitto mondiale in Russia. Una guerra che è stata sempre più mitologizzata, tanto da diventare il collante identitario di tutto il popolo russo. La sensazione che ho è che l'orientamento sia quello di arrivare a una sorta di restaurazione quasi sovietica. È la propaganda che si muove per riportare l'opinione pubblica a quel tipo di governo e di società. La maggior parte della popolazione non è a favore della guerra, questo è chiaro. Probabilmente quello che pensano molte persone è che niente dipenda da loro individualmente, che loro non possano decidere nulla, e quindi non c'è un reale e proattivo convincimento che la guerra sia qualcosa di giusto, ma non c'è una capacità di dire no e opporsi apertamente. Bondarenko concorda su un'analisi. L'Occidente ha lasciato che in Russia la transizione economica negli anni 90 fallisse e questo ha sicuramente contribuito in maniera determinante al fallimento della transizione politica e quindi all'emergere del putinismo. Avere adesso un passaporto russo e vivere in Europa è molto difficile, soprattutto dal punto di vista economico, perché sanzioni di questo tipo non si erano mai verificate nel mio paese e quindi diventa davvero difficile per noi trovare un modo di continuare a vivere e avere una fonte di sostentamento. E questo tipo di sanzioni arriveranno anche all'interno del paese e questo porterà sicuramente a qualcosa di molto grave e pericoloso. Bisogna a tutti i costi evitare, conclude Bondarenko, situazioni che favoriscano l'emergere di una Russia ancor più massimalista.
Nel suo showroom nella zona residenziale di Nicosia, l'imprenditore Mouzuris, sulle spalle anni di studi e lavoro a Milano, è alle prese con l'inventario e con le richieste di accessori nautici che arrivano da tutta Europa. Le barche non mancano nei porti di Limassol e Larnaca, ed ora che l'isola ha lasciato alle spalle il picco pandemico, si torna all'ottimismo di sempre. Il 42% crede di riuscire a uscire fuori da questa situazione nel 2022 e il 24% invece crede nel 2023. Ma è anche importante il fatto dei licenziamenti, anche con questi piccoli aiuti. Il 67% delle aziende ha dichiarato di non voler fare licenziamenti. Invece un 18% addirittura ha dichiarato di fare delle nuove assunzioni. Proprio il contenimento del tasso di disoccupazione, insieme alla decisione di applicare tassi di interesse moderati ai crediti concessi alle piccole e medie imprese, fanno segnare oggi una positiva e rapida ripresa dell'economia. E questo nonostante il forte calo del turismo, da sempre prima fonte di reddito dell'isola. Un aiuto è arrivato anche dalle agenzie di rating, che hanno premiato con un upgrade gli sforzi dei ciprioti. It's very important for Cyprus, major financial houses. È molto importante per Cipro che i grandi istituti finanziari abbiano migliorato il rating della nostra economia, il che consente l'apertura a un mercato più grande. E l'Italia, ad esempio, è uno di questi. La nostra economia è resiliente e resiste ad ogni crisi. Resilient and manages to overcome every crisis. Il ministro delle Finanze Petrides, ottimista per l'arrivo della prima tranche delle risorse stanziate per Cipro, più di 150 milioni di euro, conferma l'impegno alla realizzazione degli oltre 250 obiettivi cui è legato l'esborso dell'Unione Europea e annuncia la riforma fiscale, con la tassa minima per le multinazionali che passa dal 12,5 al 15%. Cyprus now it's not a tax haven. Cipro non è un paradiso fiscale. Gli investitori vengono qui non solo per questo motivo, ma anche perché siamo in una posizione geostrategica privilegiata. Abbiamo buone infrastrutture, il sistema legale è regolato dal diritto inglese. La nostra è comunque una riforma che punta a una maggiore trasparenza e a maggiori benefici per le imprese. Make it more transparent, so I think that would be to the benefit of the industry itself. Cosa attrae di più gli investitori internazionali? Sicuramente i nostri servizi finanziari, che sono forniti a basso costo ma sono di ottima qualità, così come i fondi di gestione. Anche i nostri servizi educativi sono di livello elevato. Tutto questo è per attrarre investimenti anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. To attract the investments in ICT. Se il contesto economico è più che positivo, è il quadro politico che resta confuso. La stabilità del paese è minacciata dalle continue tensioni con Cipro Nord e la Turchia sullo sfruttamento dei giacimenti di gas e sulla gestione dei flussi migratori, problemi a cui l'Unione Europea è chiamata a dare soluzioni immediate per evitare che la situazione possa pericolosamente sfuggire di mano. Sport e geopolitica viaggiano su binari convergenti. In Lituania, paese da sempre in contrasto con la Russia fin dai tempi dell'Unione Sovietica, lo Žalgiris, istituzione più che semplice società, ha addirittura cambiato i colori, adottando quelli della bandiera ucraina. In Eurolega, la Coppa Campioni dei Canestri, ci sono stati anche strascichi polemici, perché proprio a Kaunas la Stella Rossa Belgrado si è rifiutata di tenere uno striscione contro l'invasione. Ma il basket nel paese baltico è molto di più. È come una seconda religione qui a Kaunas, è la capitale del basket in Lituania, è la cosa più importante, è la nostra identità. Cosa significa il basket qui a Kaunas? Dico una cosa semplice che sanno tutti, è come una seconda religione per noi. Chiamatelo, se volete, luogo comune, ma in tutta la Lituania la pallacanestro è davvero una seconda religione. Se ne parla al bar, c'è un canestro ad ogni angolo e si gioca con qualsiasi temperatura, anche all'aperto, nelle pause tra una lezione e l'altra.
Se già ai tempi dell'Unione Sovietica la Repubblica Baltica trainava la nazionale delle repubbliche socialiste, dall'indipendenza del 91 il basket è diventato per la Lituania un'occasione per mostrarsi al mondo. Le Olimpiadi del 92, meno di un anno dopo, la grande vetrina, con le leggende Marciuloni, Servidas, Sabonis in campo ad affrontare Michael Jordan e il Dream Team, la più grande squadra mai scesa sul parquet. La partecipazione fu però in dubbio fino all'ultimo per mancanza di fondi da parte della neonata federazione. Così i Golden State Warriors, squadra dove giocava Marciulonis in America assieme a un gruppo rock, organizzarono una raccolta con la vendita di magliette e gadget. Con quelle maglie, coloratissime in contrasto al grigiore di decenni di socialismo, la Lituania salì addirittura sul podio a meno di un anno dall'indipendenza. A Kaunas, pronuncia locale Kaunas, il basket è ancora di più. Lo Žalgiris, presieduto proprio da Sabonis, già nel 1999 vinse la Coppa Campioni. Da lì, nonostante budget inferiori, squadre fatte di talenti locali, giovanissimi lanciati ancora minorenni, verso una carriera professionistica nelle squadre più ricche d'Europa o addirittura d'America. Nella periferia della seconda città del paese, un austero edificio ospita l'Academy dello Žalgiris, 4 campi, uffici e una ricca sala trofei. Ma più di tutto, contano i nomi sulle pareti, sono quelli che sono riusciti a farcela, a imporsi con la maglia della prima squadra, partendo dal minibasket. All'Accademia crescono più di 1000 bambini e bambine fino ai 15 anni, allenati da decine di allenatori full time. Si allenano fino a 12 ore a settimana, a seconda dell'età e della capacità. Lo studio pomeridiano tra un tiro a canestro e l'altro. Abbiamo grandi strutture qui. Se i ragazzi arrivano presto all'allenamento hanno delle aule, lezioni, computer, possono fare i compiti. È importante per loro. I tuoi genitori sono d'accordo se salti le lezioni per giocare? Sì, a volte se vado via da scuola 20 minuti prima non si arrabbia. Il focus però è sulla pallacanestro, perché qui tra i valori insegnati ai giovanissimi ci sono leadership e disciplina, nonostante le distrazioni che ci sono in tutto il mondo. A quest'età non è facile perché ci sono i videogiochi, i telefonini. Abbiamo bisogno di un alto livello di disciplina per essere concentrati. In questa squadra ci sono ragazzi che potranno diventare professionisti e giocare con la prima squadra. Main team, senior team. Sogni di diventare un campione? Certo, chiaro, davvero lo metti in dubbio. Per i più grandi, cioè tra i bambini dagli 11 anni in su, il livello di dettaglio è quasi professionistico, esercizi che in Italia si fanno agli under 16 e addirittura analisi video. I più piccoli invece sono allenati al gioco, ai fondamentali e all'educazione motoria. L'Accademia e il settore giovanile dove approdano i più bravi sono l'orgoglio delle decine di migliaia di tifosi che seguono la prima squadra, per cui i risultati sul campo sono meno importanti del senso di appartenenza. Quando le guerre in Jugoslavia le costrinsero a lasciare le proprie case e a diventare rifugiate, erano bambine. Ora a Belgrado dirigono una organizzazione che aiuta i rifugiati che arrivano in Serbia da tutto il mondo. Alla base del loro impegno c'è la figura di Jelena Šantić, ballerina pacifista che nel 1995 aveva fondato un'associazione per aiutare i rifugiati fuggiti dall'Ucraina in Croazia dopo l'operazione Tempesta. In quell'estate arrivarono a Belgrado migliaia di famiglie di rifugiati. Il nome della nostra organizzazione viene da lì, quando gli attivisti che si erano riuniti attorno a Jelena Šantić cominciarono a prendersi cura e a dare aiuto materiale e psicologico a 484 famiglie. Oggi il gruppo 484 fornisce aiuto psicologico e materiale a rifugiati e migranti che da Africa, Asia o Medio Oriente cercano di raggiungere i paesi del nord Europa attraverso la rotta balcanica
La Serbia è un paese di transito, ma con la guerra in Ucraina la situazione sta cambiando. Iskreno očekujemo da će to usporiti. La crisi ucraina rallenta la partenza di migranti dalla Serbia perché l'accoglienza nei confronti dei rifugiati ucraini rende più difficile il transito degli altri. L'Europa si chiude ancora di più nei loro confronti per poter accogliere quelli che arrivano dall'Ucraina. Nei 19 centri di accoglienza e per richiedenti asilo della Serbia ci sono soprattutto afghani, iracheni, bengalesi e siriani. Imamo oko 5.000 ljudi u zemlji. I dati ufficiali dicono che in Serbia si trovano circa 5.000 migranti e rifugiati, 4.000 nei centri per i richiedenti asilo o nei centri d'accoglienza, mentre circa 1.000.000, probabilmente di più, sono fuori dai centri, soprattutto nelle zone di confine, da dove cercano di continuare il loro viaggio. Nikola Kovačević è un avvocato serbo noto per le sue battaglie a favore di migranti e richiedenti asilo. Per il suo lavoro è stato insignito del premio Nansen per l'Europa dalle Nazioni Unite. Ospite in Italia al convegno organizzato al centro Balducci di Giuliano dalla rete Rivolti ai Balcani, ha denunciato le condizioni in cui si trovano i migranti nei centri di accoglienza e in particolare quanto avvenuto nel 2020 durante la pandemia. On 1 March, the camps were closed. Il 1 marzo i campi sono stati chiusi. Il 15, quando è entrato in vigore il decreto sullo stato d'emergenza sanitaria, polizia e esercito hanno circondato i campi, armati con mezzi militari. Hanno messo rotoli di filo spinato intorno ai campi e tutti quelli che si sono trovati all'interno non hanno più potuto uscire o contattare i propri avvocati. Kovačević accusa inoltre i paesi della regione di praticare respingimenti di massa verso la Serbia in violazione delle norme internazionali e spesso in forma violenta. La grande maggioranza dei respingimenti verso la Serbia da Romania, Ungheria e Croazia avviene spesso con maltrattamenti, pugni, calci, bastonate, scosse elettriche, attacchi da parte dei cani poliziotto. I migranti sono obbligati a restare per ore nudi al freddo o in posizioni dolorose. Nel centro di Šid, al confine con la Croazia, ci sono decine di migranti e famiglie provenienti da tutto il mondo. Alcuni sono sulla strada da anni. Siria. Sulla rotta balcanica ci sono anche cubani che dall'Havana vanno a Mosca e da lì in Serbia, da dove cercano di proseguire verso altri paesi europei in cerca di un futuro migliore. Provare a raggiungere gli Stati Uniti è troppo costoso. Devi pagare un passaggio per il Nicaragua che costa $4.000-5.000 e da lì te ne servono altri 4.000. Sono somme che non tutti hanno. Lo Spielberg, la fortezza di Brno in Moravia, nel cuore della Mitteleuropa, è un luogo simbolico del Risorgimento, il carcere dove l'impero austriaco rinchiudeva i carbonari. È il luogo delle mie prigioni e a Silvio Pellico, il giornalista Sergio Tazzer, il creatore del format Est-Ovest, ha dedicato un agile libro, Pellico, turista per forza. Il sottotitolo recita In viaggio tra le prigioni di mezza Europa. Ma perché nel 2022 dedicare un libro a Pellico? Quest'anno è il 200° anniversario della condanna a morte di Pellico e di Maroncelli, trasformata poi dall'imperatore Francesco I d'Asburgo in 15 anni per Pellico e 20 anni per Maroncelli di carcere duro, e quindi mi pareva giusto ricordare l'evento raccontando tutto il suo viaggio, dalla carcerazione che iniziò a Milano, poi fu trasferito a Venezia dove fu inquisito dal giudice Antonio Salvotti, poi da Venezia partì e in 2 settimane da Udine a Lubiana, Graz, Semmering, Wiener Neustadt, Vienna, arrivò poi a Brno, a Brünn, al carcere dello Spielberg, il Kerker der Völker, il carcere dei popoli. Lo Spielberg è un'attrazione turistica, qui ha sede il Museo Civico di Brno ed è il luogo di moltissime manifestazioni.
una struttura centrale nell'offerta culturale della Repubblica Ceca che peraltro dimostra interesse anche per la storia dei carbonari imprigionati nello Spielberg. Guarda questo complesso con grande rispetto, tant'è vero che ha organizzato quest'anno, proprio nel 200° anniversario, 3 italske dni, 3 giorni italiani, durante i quali ci sono presentazioni di libri, inaugurazioni di mostre e soprattutto il ricordo che qui in Italia non è stato fatto, eccetto che col mio libro. Pellico fu condannato al carcere duro, doveva portare una catena ai piedi, dormire sul tavolaccio mentre il cibo era povero e scarso. Fu liberato nel 1830. Pellico, ma anche il suo compagno di sventura Piero Maroncelli, a cui nel carcere fu amputata una gamba, furono stritolati dalla polizia segreta austriaca. Questo sistema spionistico poliziesco era talmente efficace che servì, ad esempio, e fu studiato dal generale Alexander Christophorovich Benckendorf per lo zar Nicola I. Gli mise in piedi questo speciale sistema spionistico poliziesco che poi diventò l'Okrana. Con Lenin fu trasformato in NKVD, poi GPU, eccetera, eccetera, e arrivò al KGB fino alla FSB di oggi. Il libro, Pellico, turista per forza, è stato pubblicato da Kellerman Editore.